La veste processuale Brusca Giovanni è chiaramente 210. 210, Presidente. Allora, Giovanni Brusca, nato? San Giuseppe Jato, 20 febbraio 57. Come lei sa, signor Brusca, lei in qualità di imputato di reato connesso ha la facoltà di astenersi dal rispondere. Intende avvalersi di questa facoltà? No, intendo rispondere. Prego, pubblico ministro. Il difensore? Sì, buongiorno Presidente, presente l'Avvocato Antonella Cassandro per Brusca Giovanni. Grazie. Presidente, anticipo che farò soltanto alcune domande introduttive sulla persona del Brusca, riservando poi la produzione di alcune sentenze passate in giudicato che ne tratteggiano il profilo. Signor Brusca, ci vuole dire se lei ha fatto parte dell'organizzazione denominata Cosa Nostra? Sì. Ci può dire di quale famiglia e quando è stato combinato? Sì, io sono stato affiliato nella famiglia di San Giuseppe Jato a partire dal 1975-76 come soldato semplice. Successivamente, intorno alla fine dell'89 inizio 90, il ruolo di sostituto capomandamento del mandamento medesimo, sino al momento del mio arresto, 20 maggio 96. 20 maggio 96. Sì. Lei attualmente è detenuto? Sì. Dal 20 maggio 96 ha avuto momenti di libertà o è sempre rimasto in stato di detenzione? No, io ho avuto dei permessi premi 2 anni fa a questa parte, poi per un disguido labiale mio è venuto fuori un polverone gratis, comunque questo fa parte. Ma sostanzialmente lei è sempre rimasto detenuto? Sì, in stato di isolamento totale. Che naturalmente i permessi sono permessi relativi ai suoi familiari stretti, giusto? Sì, permesso premio, sì, sempre in struttura controllata dalle forze di polizia, sempre guardata a vista, mai un attimo da solo. Quindi è corretto dire che dal 96 a oggi lei è sempre rimasto in stato di detenzione in una situazione di sostanziale isolamento, ci ha detto? Totalmente. Senta, lei dal 96 ha iniziato a collaborare con la giustizia, giusto? Sì. Ecco, ha subito anche numerose condanne per i delitti che lei stesso ha confessato. Sì. Fra questi delitti vi sono anche come dire, delle condotte per le quali lei è stato condannato relativamente all'illecita gestione di appalti in Sicilia da parte di Cosa Nostra. Sì. Così? Lei ha subito un processo per questo? Più di uno. Più di uno. E dico, limitatamente a questo settore, cioè le sue attività nel settore degli appalti pubblici in Sicilia, ci può spiegare qual è stato, molto sinteticamente, il suo ruolo? Ma sia di, fra virgolette, una sorta di politico mafioso, nel senso che avevo gli interessi personalmente sia nel gestire verso altrui e sia nel gestire verso l'intera collettività di Cosa Nostra. Cioè che cosa gestiva? Il mondo degli appalti, nel senso dei vari enti appaltante o concessionari, come si vogliono chiamare, secondo le regole imposte all'interno di Cosa Nostra. Quando ne veniva a conoscenza mediavo secondo le regole imposte da Cosa Nostra all'interno dei mandamenti, dei paesi, nel poi gestire la messa a posto nel lato puro di Cosa Nostra o con il lato politico, la mediazione tra politici e imprenditori normali o quelli di Cosa Nostra. Ecco, lei ha fatto riferimento alla messa a posto, ci può spiegare che cos'è la messa a posto nel linguaggio di Cosa Nostra? La messa a posto è quando un'impresa si prende un lavoro o deve realizzare un lavoro, dipende di quale entità, si deve andare a mettere a posto attraverso i canali a lui noti nel territorio siciliano. C'è uno di un paese, deve andare in un altro paese, si deve rivolgere al suo referente per mettersi a posto, quindi pagare una sorta di tangente, il cosiddetto chiamato pizzo, per non subire danneggiamenti.
questa tangente è parametrata in qualche modo ai lavori che vengono svolti? Sì, normalmente al 3%, cioè di solito non veniva mai pagato mai il 3%, 2,5%, comunque lo standard i paletti erano fissati per il 3%, e alla quantitativa del lavoro, sì. Ho capito. Senta, lei ha conosciuto Angelo Siino? Sì. Ecco, Angelo Siino aveva un ruolo in questo sistema che lei sommariamente ha descritto? Angelo Siino era, per capirci, la faccia pulita all'interno di questo mondo imprenditoriale, e dietro le sue spalle c'ero io. In parte c'era stato anche Di Maggio Baldassare, però prevalentemente c'ero io. Cioè, che faceva proprio praticamente Siino? Sino tutto quello che gli passava per le mani, prima di prendere qualunque iniziativa ne parlava con me per dargli le direttive di come si doveva comportare, dopodiché lui si comportava di conseguenza. E che tipo di direttive riceveva Sino? Di rispettare un po' quelle che erano le regole di Cosa Nostra, anche se non si parlava di Cosa Nostra, ma lui capiva benissimo quali erano le funzioni, e quindi aveva una certa autonomia, nel senso che si parlavamo di appalti, quindi rivolgersi a Tizio, a Caio, a Semprone, o poteva incassare soldi dal cosiddetto Pizzo, mediava tra politici e imprenditori, era autorizzato a questo tipo di attività. Ma ad esempio come veniva aggiudicato un appalto? Cioè, come faceva Cosa Nostra a intervenire nell'aggiudicazione di un appalto o di un sistema di appalti? Ma i sistemi erano diversi, c'era quando si ottenevano solo gli elenchi, in quanto i finanziamenti alle varie opere erano già finanziate dall'ente appaltante. C'era quando invece si curava, fra virgolette, un lavoro sia dal progetto al finanziamento all'appalto, e Sino erano di quelli che gestiva, nel senso che alla fase conclusiva dell'aggiudicazione, conoscendo tutti i partecipanti, li girava uno per uno, o quando c'era la possibilità per farli ritirare o fargli fare busta di appoggio con un'offerta convenzionata, o in certi casi, quando non c'era possibilità di arrivare a qualcuno, c'era l'accordo con l'ente appaltante e si manipolavano le buste. Quindi attraverso l'elenco venivano contattati, se ho compreso bene, i partecipanti alla gara? Sì. E si predeterminavano le offerte? Al 99% si concludeva sempre così. Senta, più in generale, sempre relativamente al settore degli appalti, gli interessi di Cosa Nostra nel tempo quali sono stati? Inizialmente, per fare una piccola, prima c'era la guardiania, poi c'era la messa a posto, e poi il mafioso stesso è diventato imprenditore. Ci può spiegare un attimo, guardiania e messa a posto, mafioso imprenditore, che significa? Per quelle che sono le conoscenze mie all'interno di Cosa Nostra, quando c'era un lavoro, di solito prima della messa a posto ci si chiedeva solo all'imprenditore o all'impresa appaltatrice la guardiania, ci bastava una persona che andava a fare il guardiano la notte per controllare i lavori, che non subisse furti o non subisse quant'altro. Successivamente, con l'evolversi del tempo, diventò la messa a posto, quindi si evitava la guardiania, cioè della forzatura dell'impiegato per tutta una serie di circostanze, e quindi si è scesa la messa a posto, che si cominciava a dare con una mensilità. Poi si è arrivato al cosiddetto una quantità, un numero 3%, e si andava avanti sino al momento del mio arresto, si andava avanti così, lasciando un po' di libertà di scelta all'imprenditore, tipo per le forniture o per i sbancamenti, perché anche qui c'erano anche dei vincoli. Senta, ma lei prima ha fatto riferimento, parlando della cosiddetta messa a posto, a imprenditori di una zona che vincono un lavoro in un'altra zona e si devono rivolgere a un referente della zona dove si svolge il lavoro, se ho compreso bene. No, se non conosce nessuno, si dovrebbe rivolgere al referente della sua stessa zona o paese, quello che sia. Se non ce l'ha, possibilmente si rivolge magari a un altro suo collega, cioè imprenditore, per farsi dare una mano d'aiuto, perché all'ultimo periodo queste qua erano quasi
quasi, era una prassi comune a tutti, c'è della messa a posto. Senta, lei ha svolto anche nel corso delle sue attività di impresa, lei è stato anche imprenditore? Sì, non direttamente, ma con prestanomi sì, ho avuto delle imprese. Ha avuto delle imprese. E lei l'ha messa a posto o l'ha pagata quando ha fatto lavori fuori dal suo mandamento? Sì, li ho pagate sia all'interno del mio paese stesso che fuori paese, perché era un business, non era un'attività prioritaria, cioè per il normale vivere, quindi diventando un business io pagavo regolarmente come tutti gli altri. Come tutti Avevo qualche piccola cortesia così, ma non pagavo regolarmente, senza problemi. E questo vale solo per lei o vale per tutti gli imprenditori che sono anche appartenenti a Cosa Nostra? No, è una regola per tutti gli imprenditori, essendo che era un business, non era più un problema familiare, cioè nel senso per un mantenimento familiare. Diventando business, quindi veniva pagato il cosiddetto, era una regola. Ecco, appunto, quindi la regola possiamo dire qual era diciamo così, nella Costituzione materiale di Cosa Nostra? Rispettare le regole sia imprenditore, che fossi l'imprenditore che fossi uomo di Cosa Nostra, era una regola che andava per tutti. E quindi anche il mafioso paga il pizzo? Sì, sì, ma l'ultimo periodo che io mi ricordo sì, l'ho pagato io, lo pagava Sino, li pagava i Buscemi, li pagavano tutti. Senta, lei conosce Gioacchino La Barbera? Sì. È uomo d'onore Gioacchino La Barbera? È stato uomo d'onore? Era uomo della famiglia di Altofonte, mandamento di San Giuseppe Beato. Sì. Lei si è mai occupato di strade interpoderali? Sì, io me ne sono occupato sia personalmente sia perché ne volevo intraprendere anche questa strada, che era un'attività abbastanza lucrosa con pochi sforzi. E poi se ne è occupato di questa attività? No, per quelle che sono state le mie possibilità ne ho realizzato una che mi riguardava personalmente, poi ne abbiamo fatto un'altra strada interpoderale, però poi io ho cominciato con gli appalti pubblici, poi ho avuto tutta una serie sono cominciati i miei problemi giudiziari e ho mollato un po' tutto. Ho capito. Questo, diciamo così, per quanto riguarda il profilo imprenditoriale delle sue attività. Sì. Lei però ci ha anche detto di aver svolto funzioni di reggenza del suo mandamento, è così? Sì. E in questo ambito si è occupato di strade interpoderali? Sì. Può spiegare intanto qual è il mandamento che ha retto dal punto di vista territoriale, se ce lo indica? San Giuseppe Beato, Altofonte, Monreale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela e Camporreale. Le strade interpoderali che a me mi sono state richieste di metterle a posto è su Altofonte. Ecco, le è stato fatto richiesta di mettere a posto nei termini che ha chiarito prima delle strade interpoderali ad Altofonte, ho compreso bene? Sì. E da chi le è stato richiesto? Da Bernardo Provenzano. E questo quando è avvenuto? Ma dobbiamo essere 90, 91, 92, cioè in questo arco di tempo, ora non mi ricordo con precisione. Ci può spiegare meglio come è arrivata questa richiesta di Provenzano e chi ha riguardato? Ma le richieste di Provenzano prevalentemente mi arrivavano sempre con bigliettini scritti, quando non c'era la possibilità di poterci vedere. Riguardava l'imprenditore Iello di Bagheria. Con riferimento a quali lavori? Lei se lo ricorda? Sì, uno o due strade interpoderali, cioè per la messa a posto di due strade, una sicura, ma forse due. E quella sicura qual è, se se lo ricorda? Sempre sono lì vicino, l'ho incontrata a Rabottona. Può ripetere perché sennò poi nella registrazione... Contrada Rabottone, territorio di Altofonte. Sì. Quindi le arriva che cosa? Un pizzino di Provenzano? Un pizzino di Provenzano dove mi diceva in linea di massimo di rispettarlo, trattarlo come se fosse la sua stessa persona e che con un certo riguardo. Tanto è vero che io mi ricordi non le abbiamo niente chiesto di particolare, ci ha fatto arrivare solo la messa a posto e credo che sia stato un po' libero poi di fare quello che voleva. Sì, mi scusi, di rispettare chi? Diciamo... All'impresa, all'aiello, cioè l'imprenditore. Ho capito. E appunto, se ce lo spiega ancora meglio, a seguito di questa raccomandazione di Provenzano che cosa è successo? È successo che allora, se non mi ricordo male, il mio referente era Giuseppe Mussolini, detto il
no, Mussolini è il soprannome, non ricordo come si chiama, Giuseppe Amalfi ha detto Mussolini, gli ho detto che c'era questa impresa da mettere a posto, di non disturbarla e di non chiederle, che so, sbancamento, forniture, niente di particolare, tranne che per preferenza poter scegliere a qualcuno del territorio, ma senza imposizione. Ho capito. Lei sa se scelsero qualcuno del territorio? No, non me ne sono occupato, non escludo che abbiano magari chiesto a qualcuno. No, vabbè, se lo sa. No, io non ho ricordi sul tema. Non ha ricordi sul punto. Lei ha detto che questa impresa pagò la messa a posto? Sì, mi sono arrivati, io sono convinto, ho detto una, ma sono convinto per due, mi è arrivato più di una volta un 30, una volta un altro 30 milioni, credo che siano due. Quindi 2 strade, o meglio 2 messe a posto, Sì. ricorda? Ciascuna per quale importo? No, non lo so, io mi ricordo che mi sono arrivati prima un 30 milioni, poi un altro 30 milioni, gli direi diciamo... No, non le chiedo l'importo della strada, le chiedevo l'importo della tangente. Mi ricordo questi 2-30 milioni, però non escludo che siano arrivati altri. E questi soldi tramite chi sono arrivati? A me mi arrivavano con delle incarti da Bernardo Provenzano. Quindi era direttamente Bernardo Provenzano che le faceva avere i soldi di queste 2 messe a posto? Sì, io non ho avuto altro contatto con nessuno per questi fatti. Senta, ma nei pizzini cosa era indicato, se lei ne ha memoria? Cioè si faceva il nome di Aiello, si faceva il nome del lavoro, dell'impresa? Che mi ricordo scriveva Aiello, strada interpoderale, in lavoro, non mi ricordo l'importo del lavoro, sul territorio. Di solito quando si trattava di mettere a posto così si indicava il nome dell'impresa o il titolare, il lavoro e la quantità, il territorio. Ma lei questo Aiello l'ha mai conosciuto? No, mai visto. Ne ha sentito parlare da altri, oltre che dai pizzini di Provenzano? No, che mi ricordi no, tranne che questa raccomandazione è un po' particolare, ma non ho altri ricordi particolari che io al momento non ho altri ricordi. Senta, lei sa se la Barbera, a cui abbiamo fatto riferimento prima, si è occupato di strade interpoderali? La Barbera so che era un contoterzista e cercava lavori, si occupava di piccoli lavori a livello artigianale, credo che abbia lavorato pure alla forestale, però aveva mezzi per il sbancamento, quindi si dava aiuto quello che era nelle sue possibilità, nelle sue capacità. Ma lei ha memoria di avere parlato con la Barbera di questioni relative a strade interpoderali o a lavori verso i quali lui aveva interesse? Che mi ricordi no, però non lo escludo. Senta, lei ha riferito con certezza di una messa a posto, diciamo, e in termini probabilistici di una seconda messa a posto, se ho capito bene. Sì. Ecco, le volevo chiedere di cercare di focalizzare nel tempo per collocare appunto nel tempo quando le arrivano questi pizzini, perché lei ha indicato un periodo piuttosto ampio di tempo. Se ad esempio facciamo riferimento all'arresto di Rina Salvatore, sono pizzini e segnalazioni che le vengono prima o dopo questo arresto? Non vorrei escludere se prima e dopo. C'è uno prima e un altro dopo, perché io sono prima libero e poi latitante. Ho capito, e quindi uno le arriva da latitante, se ho capito Sì, bene. io credo che il primo sia ancora libero e l'altro, se non ricordo male, già ero latitante, anche se da poco meno latitante. Può dirci da quando lei entra in latitanza? Qui 31 gennaio 92. Ho capito, e quindi un secondo pizzino si colloca dopo il 31 gennaio 90. Dico, l'arco di tempo è questo, non è tutta una fase, questo dico, ho dei dubbi che sono due, perché primo io ero ancora libero, poi successivamente me ne arriva un altro direttamente da Bernardo Provenzano, quando io già ero latitante. E tutte e due fanno riferimento ad Aiello? Sì. Ed è in grado ora di ricordare nello specifico a quali strade interpoderali fanno riferimento? Sempre la zona di Rabottona, non c'era altro territorio. Senta, lei ha detto che questo Aiello è di Bagheria. Sì, Aiello di Bagheria, così c'era scritto. Perché c'era scritto nel biglietto di Sì, questo. Sì. Ma lei è a conoscenza di interessi economici di Provenzano nella zona di Bagheria e con la famiglia mafiosa di Bagheria? No, Provenzano aveva interessi un
un po' da tutte le parti, però nel dettaglio non conosco fatti specifici. So che aveva interessi nel mondo dell'impresa, aveva il mondo dell'impresa a livello sanitario, c'è nelle forniture del mondo delle sanità sempre per problemi di appalto. Ho capito, questo per quanto riguarda il profilo economico, mentre invece rapporti diretti di Provenzano con la famiglia mafiosa di Bagheria a lei risultano, dico se... No, che Provenzano con Bagheria faceva e sfaceva lo sapevamo un po' tutti, però nel dettaglio non conosco i particolari. Mentre invece i referenti mafiosi della famiglia di Bagheria in quel periodo, cioè il periodo diciamo così di questi due pizzini, quali erano? Se non ricordo male era Nino Gargano, però quando costui c'è stato un momento che era uscito, poi è stato arrestato, c'era Nicola Eucaliptus. Ho capito. Se ci può spiegare questa espressione che ha usato, faceva e sfaceva a Bagheria, che significa? Provenzano lei ha detto faceva e sfaceva a Bagheria. Come se fosse un suo mandamento, anche se non è un suo mandamento, una sua famiglia, però era come se fosse sua. C'è talmente i rapporti, l'affettuosità, chiamiamolo come vogliamo, erano tali che lui lo considerava un suo mandamento, quindi ne faceva uso e consumo. C'è stato un momento, credo nel 94, che lui lo gestiva addirittura, essendo che venivano mancati un po' tutti i componenti, c'è di Cosa Nostra, lui lo gestiva direttamente come se fosse suo. Ma le sono venute anche altre richieste relative a messa a posto di imprenditori di Bagheria raccomandati direttamente da Provenzano? A cominciare dalla sua stessa impresa, a cominciare poi per Geraci, in quanto gli ho fatto fare dei lavori assieme, altri soggetti di Bagheria, le cooperative, me ne sono arrivate diverse. E queste erano indicazioni che le venivano direttamente da Provenzano? Quando si parlava Bagheria si parlava Provenzano. Ho capito. E in questi casi i soldi delle messe a posto da chi le arrivavano? Da Provenzano. Io non avevo altri. Quindi per Bagheria lei aveva contatti sempre in questo periodo che abbiamo più o meno indicato fra il 92 e il 94? Tranne qualche eccezione quando c'era Nino Gargano con Bernardo Provenzano. Con Bernardo Provenzano, per le questioni relative a Bagheria. Sì. Va bene. Sì, ci dice un attimo questa sua stessa impresa di Provenzano qual era? Lui ne aveva una, se non ricordo male, non vorrei sbagliare che ci sono diverse lei di strada, però non sono sicuro, quella in società con Vincenzo Giammanco, o Ita Strada, non mi ricordo con precisione. Poi ne aveva qualche altra, però io, ripeto, non conoscevo, ripeto, non li andavo a chiedere, sapevo che aveva altri interessi, per esempio quella della fornitura delle... Questo Vincenzo Giammanco chi è? È un uomo vicino a lui, alla famiglia di uomini d'onore di Bagheria, comunque una sua persona molto vicina, tant'è vero che per un momento lui voleva che si dicesse ufficialmente che era sua, in quanto c'era la moglie socia. Ma questo Vincenzo Giammanco aveva un titolo di studio? Credo fosse geometro o ingegnere, o lavorasse al comune di Bagheria, comunque aveva un'altra attività. Grazie, abbiamo terminato. Parte civile? Senta, signor Brusca, sono l'avvocato Amato, buongiorno. Buongiorno. In merito a questa raccomandazione di Provenzano nei confronti di Aiello, come le pervenne? Allora c'era quando c'era presente anche Salvatore Rina, tramite Salvatore Rina, poi successivamente mi arrivavano tramite Giovanni Caffri o Belmonte Menzagno, Benedetto Spera. Ho capito. E in particolare che cosa le si chiedeva? Ma di solito mi arrivavano i bigliettini e me ne arrivavano diversi, e poi c'erano quelli specifici. Di solito quando si parlava di appalti, non in questo caso specifico ma un po' per tutti, l'importo della strada, il territorio, l'impresa, se era nome di impresa, o geometro o titolare, se era nome collettivo, se era nome individuale, dipende dalle circostanze. Quindi si mettevano tutti i titoli per individuare il lavoro. E anche l'importo che doveva essere versato? Sì, l'importo.
Senta, dico, ma Aiello nel rapporto con lei aveva un trattamento preferenziale, particolare, e se sì, in che cosa consisteva? Consisteva, come detto poco fa, oltre la messa a posto, c'era certe volte che si andava oltre nel chiedergli lo sbancamento, chiedergli la fornitura di cemento, di ferro, dipende qual era il tipo di lavoro. E queste cose con lui invece non venivano fatte? No, io non li ho fatti, che io mi ricordi no, non c'è stata una richiesta oltre a Provenzano per dire ha bisogno di questo o di quell'altro. Ed era in questo consisteva il trattamento preferenziale? Preferenziale nel senso che di non, fra virgolette, disturbarlo, cioè di lasciarlo libero, di muoversi come meglio credeva, e questo significava non metterlo a repentaglio di forze di polizia o di altri imprenditori, che dipende chi gli andava a fare i subappalti poteva essere attenzionato, erano tutta una serie di piccole affinitudini che si cercava di evitare. E tutto questo per scelta di Provenzano? Sì, era scritto in maniera particolare, fai finta, cioè parole che mi ricordo, fai finta che è una cosa mia. Ah, quindi lei ricorda espressioni di questo tipo? Sì. O come se fosse mia, una cosa del genere, comunque questi aggettivi per individuare e trattare meglio la persona. Ho capito, grazie. Domande dei difensori? Sono l'avvocato Monaco. Signor Brusca, partendo da quest'ultima domanda della parte civile, lei ricorda esattamente il senso del biglietto qual era? L'interpretazione nostra, secondo il lessico di Cosa Nostra, era questo, nel senso trattarlo come se fosse cosa mia, pur pagando e quant'altro, era di trattarlo, ripeto, non disturbarlo, creargli meno fastidi. Senta, lei è stato sentito il 5 febbraio del 2005 nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione, il relativo verbale nel fascicolo del pubblico ministero. A mia domanda in quella sede, pagina 88 della trascrizione, la domanda è questa: quindi nel bigliettino che c'era scritto, secondo il suo ricordo, lei rispose: strada interpodere Aiello, per cortesia lascia libero il più possibile. Questo è il riassunto del discorso, non c'era niente di particolare. Oggi lei sta dicendo delle cose diverse, che era la persona e la mia persona, eccetera, eccetera. E allora, qual è il suo ricordo? Ma guardi, nella sostanza per me è la stessa cosa, possibilmente sì, ho cambiato. Ma lei dovrebbe cercare di ricordare quello che c'era scritto nel biglietto, perché per noi ha importanza. Avvocato, io gli stavo rispondendo. Di quello che gli ho detto l'altra volta, con il 5 febbraio 2005, quello che ho detto ora, nella sostanza ora non mi ricordo le parole precise, a me mi interessa, quello che mi è rimasto nella mente, nella sostanza di trattare bene o di disturbarlo meno possibile, nella sostanza per me è sempre uno vale l'altro, cioè per me nella sostanza non ha cambiato nulla, può essere magari per altri è diverso, per me nella sostanza è uguale. Ho capito. Senta, andiamo alla messa a posto. La conseguenza di non pagare la messa a posto da parte dell'imprenditore, per quella che è la sua esperienza diretta, qual è? Nel momento in cui non paga la messa a posto, subire danneggiamenti, subire estorsioni, dipende dalle circostanze, si arriva pure alla morte, come è successo. Quindi l'imprenditore doveva necessariamente mettersi a posto se intendeva svolgere la propria attività lavorativa? È una regola, quindi chi trasgrediva una regola, specialmente su questo campo economico in Cosa Nostra, avvocato, purtroppo ci sono stati omicidi. Senta, signor Brusca, ma la percentuale della messa a posto veniva fissata da chi? Ma era uno standard un po' da tutta Cosa Nostra, il 3%, poi ripeto ognuno poteva essere soggettivo e fargli pagare qualcosa in più e in meno, ma di solito è meno. Senta, e nel momento in cui all'imprenditore
oltre a richiedergli il 3% sull'importo dei lavori, oltre a richiedergli la percentuale sull'importo dei lavori, gli si chiede anche la assunzione di manodopera o il rivolgersi a determinati soggetti per le forniture o per il nolo dei mezzi? Queste imposizioni, chiamiamole collaterali, influiscono o meno sull'entità del pizzo? Certo che influiscono. E influiscono in che misura? In che misura? Nel senso di stabilire il prezzo, se un prezzo era come soldino una sorta di, come vorrei dire, tacito consenso, che a un dato punto l'imprenditore si prendeva X, l'imprenditore, cioè il subappaltatore X, lo pagava in una maniera, se invece se lo andava a scegliere lui lo poteva contattare il prezzo, cioè stabilire un prezzo, quindi era nel senso che pagava ma che possibilmente il nolo o l'operaio, dipende, ripeto. No, forse non sono stato felice nell'esprimermi. Cioè, quando l'imprenditore, oltre che pagare il pizzo, doveva per imposizione rivolgersi a determinati soggetti per avere le forniture o per noleggiare i mezzi o altre cose di questo genere, questa imposizione influiva sull'entità del pizzo, cioè dire proprio perché gli si imponevano le forniture e altre cose di questo genere l'entità del pizzo veniva diminuita? Automaticamente doveva essere diminuita, però c'erano, come ho detto poco fa, delle circostanze che non si eccedeva nel chiedere sia il pizzo che anche queste altre cose. Essendo che poi molti mafiosi, essendo imprenditori, passavano attraverso questa esperienza, quindi consigliavano a chi di competenza o l'uno o l'altro, o cercare di diminuire uno per poter aiutare su un altro versante. Però un imprenditore era certe volte anche costretto a fare tutte e due cose. Senta, ma nel caso della società dell'ingegnere Aiello, la circostanza che non gli furono imposti subappalti o forniture determinò che egli pagasse il pizzo nella misura intera del 3%? Guardi, io gli direi una bugia. Mi sono arrivati i soldi, credo che abbia pagato l'intero importo per il 3%, senza nessun problema, però non mi ricordo le cifre. Né dei lavori fatti, né gli dico questo semplicemente perché non c'è stata nessuna polemica, reazione o critica o quant'altro. Quindi lei ricorda che l'imprenditore Aiello pagò il 3%? Mi è arrivato tutto l'importo alla lira con il bigliettino, che Provenzano aveva questa caratteristica, cioè l'importo del lavoro per te uguale tanto e arrivava alla lira. Senta, su questo meccanismo mi può chiarire, lei ha detto poco fa che prima arriva un primo pizzino con cui viene indicato il lavoro, l'importo, la località dove si deve svolgere. I soldi arrivano e questo permetterebbe all'imprenditore di mettere mano all'opera? Sì, può iniziare a cominciare i lavori. Perché se invece non arriva questa comunicazione e l'imprenditore mettesse mano all'opera subirebbe i danneggiamenti. Sì. Successivamente la somma viene recapitata con un altro pizzino? Sì, dipende, o ti arrivano a conto o ti arriva a conclusione dei lavori, cioè in quel momento in cui arriva il pizzino, a me non mi interessa più l'imprenditore, a me mi interessa Bernardo Provenzano che rispetta la regola lui. Poi è un problema suo. Quindi il denaro arriva successivamente da Provenzano? Sì. Senta, ma il denaro arriva da Provenzano, le è arrivato da Provenzano anche per altri imprenditori? Sì. Quindi la regola era che era il Provenzano che le rimetteva l'importo delle messe a posto?
Sì, io ero in sua fiducia, nel senso che mandava l'importo, non mi è capitato di andargli a chiedere lo stato finale dei lavori. Non era signor motivo. Brusca, il difensore le ha chiesto un'altra cosa, le ha chiesto se normalmente per tutti i lavori il Provenzano le mandava il compendio che toccava al suo mandamento. Quelli che lui mi raccomandava, sì. Questo lo deve chiarire, perché l'avvocato questo chiedeva. Spieghi meglio cosa intende dire. Non è che tutto quello che i lavori che c'erano in Sicilia passavano da Provenzano, quello che gli capitavano a mano a lui e che ricadevano nel mio territorio o dove io avevo, fra virgolette, anche la giurisdizione o il predominio, tipo nei bigliettini trovati mi ritroverete che Bernardo Provenzano aveva raccomandato i lavori su Ribera e io li ritornavo di chiudere la partita o intervenire per chiudere la partita. Quindi dove lui aveva la possibilità e sapeva che io potevo disporre o amministrare, era questo il contatto. E gli mandava i soldi in ogni caso? Sì, o me li mandavo o li mandavo, dipende dalle circostanze. Quindi, per essere più precisi, il Provenzano, quando le manda successivamente con un pizzino i soldi per la messa a posto di Aiello, lo aveva fatto già prima per altri imprenditori e l'avrebbe continuato a fare poi per altri imprenditori ancora. Sì, era la regola, la normalità. Benissimo. Un altro chiarimento. Lei ha detto poco fa che l'imprenditore che andava ad eseguire l'opera in un luogo diverso da quello della sua abituale attività imprenditoriale doveva cercarsi un referente per mettersi a posto sul luogo dove poi avrebbe eseguito l'opera, esatto? Sì, preciso. Senta, questo referente era un soggetto che poi si metteva in contatto con chi? Con lei direttamente? No, io... Nel suo caso? No, se era un mio paesano si metteva in contatto con me se mi conosceva, avevamo questo rapporto, questa confidenza, o anche a livello di paese anche attraverso un terzo, non era sempre diretto. Quindi un imprenditore che ha impresa a Bagheria si doveva rivolgere a chi? Di solito al suo referente, se lo conosceva, avevano rapporti al suo referente del paese, c'è quello che mi so dire per capirci, quello che aveva il cappello, intiso, chiamiamolo come vogliamo, quello noto. O se non lo conosceva attraverso un altro imprenditore o altri terzi, ripeto, non glielo so dire. Senta, però di là di massimo così. Sì, senta, e quello col cappello di Bagheria che cosa faceva? Mandava a lei la comunicazione, mettiamo nel suo caso, mettiamo proprio nel suo mandamento, quello di Bagheria, poi che cosa avrebbe fatto? Presidente, una opposizione, queste domande mi sembrano assolutamente, in particolare quest'ultima domanda mi sembra assolutamente generica. Se noi riusciamo ad ancorare le domande e quindi anche le risposte a fatti, nomi, circostanze, soggetti e ditte, hanno un senso, perché altrimenti è un esame in questo momento con queste domande assolutamente generico. No, la domanda è ammessa in questo senso perché stiamo facendo riferimento proprio a un imprenditore di Bagheria, sul presupposto che Aiello era ed è un imprenditore di Bagheria, quindi l'avvocato le sta chiedendo: Aiello come imprenditore di Bagheria a chi si doveva rivolgere per mettersi a posto e attraverso quali canali doveva pagare, secondo le regole di Cosa Nostra? Secondo le regole si doveva rivolgere a un suo paesano, cioè a un noto del suo paese, poi da lì la regola arriverà a me o dipende dove ricadeva il lavoro e le sue necessità. E l'avvocato stava ponendo proprio questa ipotesi, che poi è perfettamente collegata all'ipotesi di cui ha parlato lei in relazione al pizzino, cioè un lavoro da svolgersi in altofonte, che rientrava come territorio nella sua competenza di capomandamento, da parte di un imprenditore come Aiello, originario di Bagheria. Quindi non è un'ipotesi, diciamo, di scuola, è proprio legata a questo. In questo caso, come doveva, secondo le regole, svolgersi questo passaggio? E allora, essendo che Bagheria in quel momento storico, che io mi ricordi, non aveva famiglia
per vari problemi sia all'interno di Cosa Nostra sia per problemi giudiziari in quanto gli venivano a mancare diversi soggetti, in quel momento storico quello che faceva e sfaceva tutto, ufficiale e non ufficiale, era Bernardo Provenzano, era una cosa risaputa da tutti e quindi in quel momento a me mi arrivava tramite Bernardo Provenzano. Senta, lei ha detto che si è occupato di strade interpoderali. Ricorda se ha partecipato a gare pubbliche per aggiudicarsi le strade interpoderali, questi lavori? Qual era l'ente che bandiva la gara d'appalto? No, io come poco fa ho detto, le strade interpoderali erano interessanti perché non c'era bisogno di fare appalto pubblico, in quanto era un contatto fiduciario tra l'associazione o dipende, il finanziamento veniva dalla regione, agricoltura e foreste se non ricordo male, e andava diretto, che io mi ricordo, quello che ho fatto io, cioè io con la mia impresa non abbiamo fatto appalti pubblici, ma era a opera diretta, per questo dico è importante che non c'era bisogno di fare tutta quella prassi che si faceva con le normali gare pubbliche. Senta, lei queste strade interpoderali di cui si è occupato le ha fatte con la sua impresa? Una con le imprese, una in maniera con un geometra, cioè tra direttamente il geometra e l'associazione, cioè a nome dell'associazione che ancora non avevo impreso in quel momento storico. Senta, relativamente a questo imprenditore Michele Aiello, lei ricorda se Angelo Sino le ha mai parlato di questo Michele Aiello? Guardi, Angelo Sino non me ne faceva una quantità tale che non esclude che me ne abbia potuto anche parlare. Non lo esclude in linea di principio o ricorda o non ricorda? Non ricordo fatti particolari in cui lo posso collegare a qualche necessità o particolare fatto che mi può ricordare il Michele Aiello. Ripeto, che io mi ricordi no, potrei escludere di no. Ripeto, siccome però non posso escludere che Sino, ripeto, era una fonte inesauribile, perché oltre gli incarichi che gli davamo noi, c'erano anche gli altri che gli davano incarichi e lui era autorizzato a svolgersi in maniera quasi autonoma, sempre rispettando certe regole, quindi non escludo che me l'abbia potuto fare il nome. Senta, ma a proposito di queste diciamo, attività del Sino le ha mai raccomandato qualche imprenditore affinché non gli venissero, oltre al pizzo, imposti subappalti, guardianie e cose di questo genere? No, prevalentemente con Sino la linea adottata era quella solo della messa a posto, poi capitato qualche volta, tant'è vero che non mi ricordo con chi, di chiedergli fornitura o quant'altro. Quindi Sino non glielo chiese mai? Per quello che era nel territorio nostro no, ma fuori qualche volta mi capitò con l'ingegnere Sciacca di chiedergli forniture e quant'altro, ma poi di fatti particolari importanza, di rilevanza importante non me ne ricordo. Senta, signor Brusca, sempre in quella audizione del 5 febbraio 2005 davanti al Tribunale di Palermo misure di prevenzione, alla mia domanda: le era capitato per altri imprenditori di ricevere simili indicazioni? Lei rispose: ma da Provenzano o da Rino o da qualcun altro? In quel momento, per esempio, il Sino, che conosceva tanti imprenditori, me ne raccomandava tantissimi, che si stava cominciando ad usare questo tipo di politica, nel senso lasciare libero l'imprenditore per essere meno attaccati dal fenomeno che in questi giorni viene sempre divulgato, in maniera che l'imprenditore poteva avere più spazio per potersi muovere. Presidente, ma dov'è la contraddizione? E dal fatto che ho detto che Sino non gli ha raccomandato nessuno. Ma non ha detto questo. No, allora facciamo io. Per la verità non ha detto esattamente questo, per quello che ho Io ho percepito questo Facciamolo senso. chiarire meglio, così avendo la fonte a disposizione. Prego. Io avevo intrapreso per le raccomandazioni e me ne raccomandavo una quantità enorme.
per le messe a posto, poi l'eccezione di chiedergli che so forniture, l'intervento dei mezzi meccanici, mi capitò in qualche occasione, una o due, ma la politica era quello di lasciare libero l'imprenditore. Quindi non era un fatto straordinario lasciare libero l'imprenditore, nella sua esperienza? No, era una politica che si cominciava ad adottare, in particolar modo col Sino veniva adottato questo tipo di politica. Senta, lei col Sino quando è che si mise in affari in campo imprenditoriale? Ma all'inizio, mese più, mese meno, anno più, anno meno, dobbiamo essere 86-87, nella gestione degli appalti pubblici. Senta, ma lei poi ha avuto una società con Sino? No, con Sino ho avuto una società di calcestruzzi, non di appaltatore. Era la Litomix? Sì. Senta, lei nell'ambito di questi lavori effettuati dall'ingegnere Aiello, dalle imprese dell'ingegnere Aiello, dei subappalti o delle forniture? Che io mi ricordi no. Nessun'altra domanda? Domande di altri difensori? L'esame? Prego. Ma questo verbale voi avete richiesto di produrlo. Io mi sono opposto perché già era stata fissata l'audizione di Giuffre e quindi è nel vostro fascicolo. Quello di Giuffre, ma comunque no, tutto questo verbale. Vabbè, in ogni caso voi avete chiesto di produrlo per Giuffre, ma questo verbale è tutto nel vostro fascicolo e avete chiesto ma non facciamo queste A me pare che il pubblico ministero sta facendo... era solo per chiarire. No, non abbiamo nessuna questione. Vabbè, del resto poi alla fine mi pare che non sono emersi dei contrasti insanabili, per cui... Non abbiamo nessuna difficoltà in Vabbè, proposito. prego. Signor Brusca, soltanto qualche chiarimento sulle cose già dette. Intanto, sempre parlando delle regole di Cosa Nostra in materia di appalti, abbiamo detto che nell'ipotesi in cui l'imprenditore non si mette a posto in senso generale, cioè non entra nel sistema, subisce delle rappresaglie che possono arrivare, ha detto lei, fino alla morte. È così? Sì, si comincia dal segnale, dalla telefonata, strada facendo sino ad arrivare poi al caso estremo. Io volevo sapere, nel caso ad esempio come il suo, cioè dell'imprenditore che è anche appartenente a Cosa Nostra, si segue un sistema diverso oppure non si sono mai verificati casi di questo tipo? No, nel caso dell'imprenditore mafioso non ci fu grossa difficoltà, appena si è messo in discussione questo fatto subito chi di competenza ha aderito senza difficoltà. Quindi lei non ha notizie di imprenditori mafiosi, non di imprenditori che vengono da Bergamo? No, imprenditori mafiosi non hanno fatto nessuna difficoltà, appena fu passata voce di comportarsi in questa maniera non c'è stata nessuna difficoltà, subito, anzi quasi con piacere. Senta, sempre con riferimento a questo sistema, lei ha detto la messa a posto evita danneggiamenti e altre cose di questo genere. Volevo capire, ci sono altri vantaggi per l'imprenditore che partecipa al sistema gestito da Cosa Nostra? Ma ci sono vantaggi prevalentemente, dipende se è appalto pubblico nell'aggiudicarsi, nel senso che invece di andarsi a prendere col 30, 40, 50% di ribasso, se lo va a prendere con 2, 3, 4, 5, quando era un fatto eccezionale, quindi l'imprenditore pagava tranquillamente che aveva servito di un servizio non indifferente, cioè nel senso che risparmiava sull'offerta della base d'asta, quindi poteva pagare sia l'imprenditore sia il politico e lui guadagnava di più di andarsela a prendere con un ribasso inferiore. Poi chiedeva, possibilmente c'erano anche fatti, non sempre l'imposizione delle forniture era negativa, ma c'erano
qualcuno che lui non desiderava che so averci a che fare o c'erano delle difficoltà, quindi si avvicinava a questo soggetto, dipende qual era il contesto, e di lasciare in pace, quindi c'era una certa garanzia per l'imprenditore. C'erano i pro e i contro, ma prevalentemente il pro era dall'inizio dell'aggiudicazione. E per un imprenditore che non partecipa a un sistema di aggiudicazione attraverso aste c'erano dei vantaggi? I vantaggi, nel senso, uno che non partecipa attraverso aste, nel senso che aveva un canale per i fatti suoi privilegiato, non si creavano disturbi, si andava avanti tranquillamente, c'era, come so dire, un favoritismo di entrambe le parti. Senta, lei ha riferito di una sorta di sistema attuato durante il periodo in cui Angelo Sino si occupava in prima battuta degli appalti, che prevedeva sostanzialmente nel 3% anche le questioni relative alle forniture o meno. Quella storia della scelta politica di lasciare liberi gli imprenditori una volta soddisfatta l'esigenza economica del 3%, è così? Sì. Io volevo sapere, dopo l'arresto di Sino, il sistema è continuato nello stesso modo? Sì, in linea di massima è continuato nello stesso modo, però in maniera poi più settoriale, ognuno un po' liberi, non c'era più il Sino dominante quasi per tutta la Sicilia, ma era rimasto un po' frazionato, però continuava ugualmente. Il sistema in generale? Il sistema in generale continuava ugualmente, con più frazionature. Sì, no, volevo capire però il discorso, come dire, dei subappalti per le piccole imprese della zona No, dove quello non cambiava niente, era una centralità del Sino nel gestire tutti i lavori a livello ente appaltante e imprenditore, però poi nella sostanza mafioso imprenditore non ha cambiato nulla. Senta, fra la raccomandazione che lei ha ricordato ricevuta da Provenzano e relativa alle strade interpoderali di Aiello ad Altofonte e le altre raccomandazioni che riceveva nello stesso periodo da Provenzano, ci sono delle differenze? Le differenze è che prima passava tutto attraverso Rina e poi quando non c'era più Rina, c'è Provenzano. Finché c'era Rina presente io non avevo mai un rapporto diretto con Provenzano, ma bensì si rivolgeva a Rina poi si rivolgeva a me, o dipende da quelle circostanze. Venuto a mancare Rina il contatto è diventato quasi diretto. Sì, ma lei avrà ricevuto nello stesso momento in cui ha ricevuto le raccomandazioni su Aiello da parte di Provenzano, anche raccomandazioni su altri imprenditori? Sì, non è che c'era solo Aiello, c'erano altri imprenditori. Quali? Sì. Ma che io mi ricordo in quel momento riguardavano un'impresa di bagheria, ora non mi ricordo il nome, che era un lavoro su Monreale, poi c'era un lavoro sempre su San Giuseppe Iatto per la metanizzazione, che è un'impresa di Belmonte Menzagno. Ce ne sono stati diversi. E fra queste raccomandazioni e quella di Aiello ci sono sostanziali differenze nel pizzino, nelle indicazioni? Sostanziale nel senso che quella di Belmonte Menzagno mi ricordo che chiedeva se ero interessato, perché da lì partiva l'imprenditore che aveva un contatto politico e quindi si stava organizzando, che era i Cavallotti. Si potevano organizzare il lavoro e aveva chiesto se ero interessato a qualcuno, se qualcuno della zona era interessato o avevo preferenze. A quel punto gli risposi di no e per lui gestirsi il lavoro senza difficoltà. Invece sugli altri lì solo l'importo, quello di Monreale mi mandò solo l'importo del lavoro e basta, non mi chiese nulla, però se io gli chiedevo qualche cosa si sarebbe messo a disposizione. Cose particolari non me ne mandò. Però lei quando fu sentito l'11 febbraio del 2004, a proposito della raccomandazione relativa ad Aiello, a pagina 10, dice, la domanda è che tipo di raccomandazione può essere stata e lei dice di trattarlo bene, di metterlo a posto a causa di questa raccomandazione un po' particolare, gli facevamo uscire solo il pizzo e quello che voleva fare faceva. Quindi perché un po' particolare, ha detto in quell'occasione? In che cosa si differenzia questa raccomandazione dalle altre raccomandazioni?
Lasciarlo libero, non metterlo, come ho spiegato poco fa, nel senso di lasciarlo libero di fare quello che voleva, di non andargli a imporre niente, di non metterlo a repentaglio di imprese che potevano essere sotto l'occhio di Ciclone, e quindi di poter individuare, cioè, di solito in un paese piccolino, un imprenditore, c'era un imprenditore artigiano che lavorava e uno che non lavorava. Allora dici, quello è mafioso e quello no. Sì, no, ma signor Busca, scusi se la interrompo, il senso alla domanda del pubblico ministero gliel'ha fatta 3 volte, è un altro, le ha chiesto espressamente, intanto Provenzano, prima di questa domanda se mi permette, Provenzano avrà parlato con lei di una serie di affari che riguardavano il suo territorio. Percentualmente era frequente che raccomandasse qualcuno, intanto in termini generali? No. Fra quelle persone che le ha raccomandato, questa raccomandazione di Aiello aveva delle caratteristiche particolari, lei chiede al pubblico ministero? Cioè era particolare questa richiesta di raccomandazione o era uguale agli altri raccomandati? No, signor Presidente, trattalo bene, purtroppo nel gergo nostro non c'era bisogno di fare chiedo scusa, un romanzo, c'era 3 parole, 4 parole, trattalo bene come se fosse una cosa mia, già io capivo tutto. E quindi anche gli altri raccomandati da Provenzano erano così? Ma neanche con la sua mi diceva una cosa del genere. Neanche con quella dell'impresa quando gli ho fatto fare l'impresa, l'associazione con Salvatore Geraci, con Vincenzo Giammanco, per la messa a posto se la vedeva lui. Abbiamo terminato, grazie. Ci sono altre domande? Approfitterei della presenza del signor Busca per fare il mio esame, Certo, perché è nella mia lista. Perché farlo di nuovo sarebbe... Prego. Senta, signor Brusca, in relazione a queste strade che l'impresa Aiello stava realizzando in territorio di Altofonte, lei è mai intervenuto nella sua qualità di capomandamento per imporre la ditta dell'ingegnere Aiello ai presidenti delle associazioni interpoderali? No. Lei era la prima volta che sentiva parlare dell'ingegnere Aiello? Ci ho risposto sì. E non lo aveva mai conosciuto? No, non ho avuto mai la possibilità di poterlo incontrare, mai. Senta, in relazione ai rapporti con altri imprenditori, lei è mai intervenuto nell'ambito del lavoro svolto dall'impresa dell'ingegnere Aiello di queste strade interpoderali nel comune di Altofonte per evitare che l'ingegnere Aiello avesse problematiche con qualcun altro? Presidente, però, chiedo scusa, è un po' generica, qui abbiamo qualcun altro, taluni imprenditori, davvero non si capisce. Se c'è un fatto specifico, visto che siamo in esame, così anche noi possiamo eventualmente rispondere in sede di controesame. È mai capitato che qualche imprenditore della zona di Altofonte si sia rivolto a lei per chiederle di farlo lavorare nell'ambito dell'attività che stava conducendo l'ingegnere Aiello nella realizzazione delle 2 strade interpoderali? No. Nessun'altra domanda. Allora possiamo licenziare il collaboratore, non ci sono altre domande. Grazie, signor Busca, può andare. Quello che riguarda l'altro collaboratore, aspettiamo l'assistente, vediamo se è arrivato l'avvocato. È arrivato il difensore dell'altro collaboratore? È in aula? No. Ah sì, l'ho visto entrare pure io poco fa, è uscito un attimo, forse sarà fuori. È arrivato l'avvocato Mistico, sì, possiamo fare entrare l'altro collaboratore. Sì.
Chi la Barbera? Sì, non lanza l'acqua. Poi? Vicini delle... E allora, buongiorno, può dare le sue generalità al microfono? Sì, buongiorno, sono la Barbera Gioacchino, nato ad Altofonte il 23/11 del 59. Sulla veste processuale della Barbera, pubblico ministero? 210, Presidente. Le altre parti concordano su questo fatto. Allora, signor La Barbera, lei, come le è ben noto, in qualità di imputato del reato connesso ha facoltà di astenersi dal rispondere. Intende avvalersi di questa facoltà o intende rispondere? Voglio rispondere. Prego, pubblico ministero. Sì, l'avvocato Nistico è presente in aula. Silvio. Sì. Presidente, anche in questo caso, essendoci peraltro già stata depositata una sentenza, che è la sentenza Agrigento più altri, naturalmente le domande di introduzione saranno sintetiche e brevi. Grazie. Signor La Barbera, ci dice per favore se lei ha fatto parte dell'organizzazione denominata Cosa Nostra Sì, fin dal 1981. e in quale mandamento? Il mandamento di San Giuseppe Iato, Famiglia? famiglia di Altofonte. Sì. Lei è stato tratto in arresto quando? Il 23 marzo del 93, Del 1993. E ha iniziato a collaborare con la giustizia quando? a novembre dello stesso anno. Ecco. Le sue dichiarazioni sono state utilizzate anche in processi contro di lei, giusto? Sì, Tra questi processi ce ne sono alcuni di particolare importanza. il primo in cui sono stato giudicato definitivamente è stato la strage di Capaci. Poi un processo a Milano per droga, preso 2 anni definitivi, 2 anni per aver portato armi in luogo pubblico a Trapani, 2 anni definitivi, e la sentenza di cui parlava lei poco fa, Agrigento più altri, a Palermo. Per la strage di Capaci lei a quanto è stato condannato? 13 anni e 11 mesi. Le sono state riconosciute speciali attenuanti? Sì, ho sempre avuto riconosciuto l'articolo 8 con l'attenuante generiche. Senta, a parte l'appartenenza a Cosa Nostra, lei che attività faceva? Imprenditore edile stradale. Edile stradale. Aveva un'impresa? Sì, Dove? l'avevo ad Altofonte, ho lavorato anche a Nord Italia per circa 3 anni, fino al 92, poi sono ritornato a Palermo e l'anno successivo, a marzo del 93, mi hanno arrestato. Comunque svolgevo la mia attività fino all'ultimo giorno. Che dimensione aveva la sua azienda? Ma l'ultimo periodo avevo 14-15 persone che lavoravano per l'impresa. E aveva mezzi suoi? Sì. Quanti? Non ho capito. Quanti? Quante persone? No, quanti mezzi? Quanti? Non ho capito. Mezzi. Sì, mezzi. in particolare se aveva mezzi per il movimento terra. Sì, diversi mezzi. Avevo 3 autocarri che lavoravano a provincia di Reggio Emilia, a Sassuolo, e poi nella zona di Altofonte avevo 2 escavatori, palameccaniche, altri camion, tutto il fabbisogno, perché facevo scavo per l'azienda di Stato Poste e Telecomunicazioni, mi occupavo di mettere il cavo a fibre ottiche, ho lavorato sulla Padova-Verona, ho fatto diversi chilometri di cavo a fibre ottiche. Sì, senta, io vorrei sapere se lei ha conosciuto Michele Aiello. No, mai conosciuto. Ha avuto a che fare con una società che si chiama Stradedil? Sì, il nome, anche se non me lo ricordavo, l'ho conosciuto in secondo tempo. Comunque è stata l'impresa che ha lavorato nella zona di Altofonte, una zona in montagna vicino alla cava di Buttitta, contratta a Rabottone, che si occupava di
strada interpoderale. E in che modo lei ha avuto a che fare o si è interessato di questa strada edile? Allora, in un primo momento, quando ho visto arrivare i mezzi, racconto un po' le cose come sono andate. Sì. Quando ho visto arrivare questi mezzi, erano tutti mezzi nuovi e tanti, ho preso informazione con Salvatore Buttitta, che è il proprietario della cava che c'è a Bagheria e la cava che c'è ad Altofonte. Quindi scusi, dove si trova questa cava? A Bagheria o ad Altofonte? Ce n'è una a Bagheria, lo stesso proprietario ce n'ha una ad Altofonte, Benissimo. contrada a Rabottoni. Sì. Quindi stava dicendo? In quell'occasione mi sono incontrato appunto con Toto Buttitta, che veniva spesso ad Altofonte, e il quale mi ha detto che erano mezzi che insomma interessavano a loro, al che ho dato la notizia a Giovanni Bruschi a Bagarella, per quel periodo erano latitanti ad Altofonte, il quale mi ha detto di lasciarli lavorare e poi che si sarebbe informato, insomma mi avrebbe dato la risposta, e hanno continuato a lavorare per parecchio tempo. In questo periodo poi gli è servito un camion, mi ricordo che ci ho mandato un camion, però non mi ricordo, come già ho dichiarato ai pubblici ministeri, non mi ricordo se in quell'occasione ho fatturato o mi hanno pagato in nero, non mi ricordo. Senta, precisiamo un po' di cose. Intanto lei questi mezzi, questo inizio di lavori nella zona di Altofonte, Cava Buttitta di Altofonte, ha detto che iniziano questi lavori? Sì. Da quelle parti? Da quelle parti lì. Benissimo. E in che epoca lo colloca questo lavoro? Dato il tempo trascorso io adesso comunque di sicuro ritorno ad Altofonte all'inizio del 92. Sono stato arrestato nel 93, quindi nell'arco di quell'anno. Quindi dopo che lei va a lavorare al nord e ritorna ad Altofonte? Credo proprio di sì. Sì. Si informa, ha detto, con Totò Buttitta di questi lavori. Ci può dire chi è questo Totò Buttitta? Salvatore Buttitta è il proprietario, ripeto, della cava che c'è una cava grandissima a Bagheria e un'altra cava ad Altofonte che rispetto a quella di Bagheria è molto più piccola, che da tanti anni appunto lavora nella zona di Altofonte. E questa persona è in qualche modo legata a Cosa Nostra? Legata a Cosa Nostra non mi risulta perché non mi è stato presentato. So che è una persona molto rispettata da Cosa Nostra, anche se ha sempre pagato. Io fino a un certo punto, dall'inizio da quando aveva aperto la cava fino a un certo punto, so che pagava, per quanto riguarda la cava di Altofonte, pagava 3 milioni al mese. Persona che offriva lui stesso anche del lavoro, era una persona molto, insomma, che si offriva sapendo che doveva convivere con personaggi di Cosa Nostra, quindi in quell'occasione infatti lui parlava come se era una persona che faceva parte di Cosa Nostra, mi ha detto infatti che cosa le disse in particolare di questi lavori, di questa strada ad Altofonte? Mi ha fatto capire che è una persona molto, molto vicina, disponibile, anche se la sua parola non contava niente. Infatti io l'ho subito rapportato il discorso al mio capomandamento, a Giovanni Brusca. Sì, ma restiamo un attimo a quello che le dice Buttitta. Buttitta mi dice che ci sono questi mezzi, è una persona disponibile per qualsiasi cosa, dice, parla con me eventualmente, che riconosco bene io. Ma chi è la persona disponibile? Disponibile il proprietario, che io che lei non conosce? Non conosce assolutamente. Poi mi ricordo qualcosa del genere quando ho parlato con il pubblico ministero, che si chiamava l'impresa Strade Edilstrade, una cosa del genere. Sì. Lei ha detto che di queste cose parla con Brusca, però ha citato anche Bagarella. Non ho capito quindi se ne ha parlato con Brusca o con Bagarella. O con tutte e due, o ne ho parlato pure sia con Brusca prima e poi con Bagarella. Comunque, siccome lì continuavano a lavorare e io premevo su questa cosa. Con Brusca ne ha parlato certamente, se ho capito. Con Brusca certamente. Ho capito. Lui mi ha detto di non fare niente, nel senso, quando dico di non fare niente, non fare danni ai mezzi, perché gli ho detto pure guarda che lasciano i mezzi, cioè tipo se
ripeto, è come quando un'impresa è raccomandata, quindi lascia i mezzi tranquillamente fuori, senza custodia, senza guardiano, insomma, li lasciava lì tranquillamente. E Brusca prendeva tempo, mi ha detto no niente, falli lavorare senza che poi se ne parla, tanto il lavoro è lungo, quindi più là si vedrà. Con Bagarella la stessa cosa, siccome vedevo che continuavano a lavorare senza problemi, mi ricordo che mi ho parlato pure con Bagarella di questa cosa e mi ha detto vabbè, se ti ha detto insomma falli lavorare per ora, poi se ne parlerà. Sì, ma farli lavorare che significa? Cioè, qual era la sua richiesta, sua di lei? Dico. E siccome come sempre quando arriva nella zona, diciamo la zona nostra, arriva un'impresa senza essere raccomandata e la prima cosa che si fa danno a qualche mezzo o addirittura mandarli via in certe situazioni, mentre lì non è successo assolutamente. Ma lei perché si era attivato per sapere di questa impresa? Cioè lei ha chiesto se era raccomandata questa impresa? Chiesto se era raccomandata non mi toccava, però avvisare che c'erano dei mezzi, stanno facendo dei lavori e poi successivamente ci sono ritornato al discorso perché ho capito che i lavori erano abbastanza grossi, cioè l'importo era grosso, quindi mi premeva fargli sapere che stavano continuando a lavorare. È durato un po' di tempo, insomma, questo lavoro. E Brusca cosa le disse? Ma ripeto, in un primo momento mi ha detto no niente, falle lavorare che ora ci informiamo, ora vediamo. A distanza di tempo ci sono ritornato al discorso e mi ha detto sempre la stessa cosa, ha detto guarda che mi hanno chiesto un camion, dice sì, dice fatti pagare tranquillamente, fatti pagare quello che è, insomma, segnati le ore, insomma non mi ricordo se lavoravamo a ore quel periodo e lasciava andare un po' la cosa. Tipo mi faceva capire o che si doveva informare o che già sapeva del fatto, sinceramente più di tanto non potevo chiedere. Senta, con il Buttitta ha solo parlato di questa impresa o anche delle attività di questa impresa nella zona di Altofonte? Ma con Buttitta poi al momento in cui stava finendo quasi il lavoro mi ha detto, perché ho visto che stava facendo dei lavori proprio in grande, nel senso era come una cattedrale nel deserto, si facevano muri di cemento, cunette, strade asfaltate in un posto dove era un posto di campagna. Il Buttitta mi ha chiesto, visto che sono del mestiere, di individuare un'altra zona ad Altofonte, anzi ce l'ho portato poi direttamente proprio a Salvatore Buttitta, gliel'ho portato per individuare un'altra zona e fare lo stesso lavoro, dice nell'interesse dell'opinione pubblica, insomma, dice, queste strade di campagna li facciamo diventare autostrade. E che zona aveva individuato? La zona era, noi la chiamiamo zona Micini, che è a sud di Altofonte, tutta la zona opposta di dove loro stavano lavorando. E perché ha individuato quella zona? Per prendere un altro appalto e continuare a lavorare sempre questa impresa, dice i soldi sono tanti e poi dice vediamo un attimo se il lavoro non mancherà, vediamo, insomma prometteva il fatto del lavoro più che altro per qualche mezzo. Ma in quella zona insistevano interessi di Santino Di Matteo? Stiamo parlando della zona dove è avvenuto il lavoro, sì, dove è avvenuto, non dove l'ho prospettato io. Ho capito, e la strada interpoderale che si andava costruendo? Sì. Dico, era in qualche modo collegata a interessi di Santino Di Matteo? Un pezzo sì, mi ricordo che è andata a finire proprio, sì, infatti hanno comunicato poi la cava, addirittura, siccome mancavano pochi centinaia di metri, mi ricordo che hanno comunicato addirittura la strada quella là con quella di Santino Di Matteo che poi andava a finire dalla parte di Santa Cristina Gela. Cioè, la strada interpoderale è stata collegata a una strada di Santino Di Matteo? Sì, anzi in quell'occasione siccome appunto premevo questa cosa, Buttitta mi ha detto, dice, intanto dice, se c'è interesse per qualcuno, qualche paesano che ha interesse di asfaltare qualche pezzo di strada, dice dimmelo che gliela facciamo fare, nel senso che se c'era qualche proprietario terriero di Altofonte che era interessato a qualche strada lì vicino, la potevamo fare gratuitamente, tanto erano pagati dalla comunità montana lì, non ho capito bene poi. Senta, intanto ci dice chi è Santino Di Matteo, per favore. Santino Di Matteo, uomo d'onore di Altofonte, proprietario di lì, aveva costruito una villetta con un'azienda, c'aveva mucche, anche se lui lavorava al mattatoio comunale,
a cavalli, mucche, insomma aveva lì una bella azienda, in quelle parti lì proprio dove sono stati fatti i lavori. E lei con Santino Di Matteo di questo prolungamento della strada interpoderale fino al suo terreno ci ha mai parlato? Eh sì, mi sembra che proprio a me si è rivolto, l'ho detto a Giovanni, o gli ha detto a Giovanni Brusca lui direttamente, adesso non mi ricordo, comunque è stato fatto lì sì, il lavoro. È stato fatto, l'ho capito, ma lei sa se Santino Di Matteo si è interessato in qualche modo perché venisse fatto? Sì, l'ha chiesto lui, mi ricordo. Però adesso non mi ricordo se l'ha chiesto a me, l'ha chiesto a Giovanni o l'ha chiesto a entrambi. Giovanni sarebbe Brusca? Sì. Ma non a me in qualità, non perché, ma siccome parlavo con Totò Buttitta, quindi lui faceva anello di congiunzione con l'impresa che io non ho mai conosciuto, anche se ho conosciuto lì un ingegnere che adesso non mi ricordo il nome, un geometro, un ingegnere che spesso veniva lì ai lavori, però non mi ricordo il nome. Ho capito. Presidente, io avrei soltanto da esibire una foto, immagino fatta da un elicottero, da un aereo, che è allegata alla nota 13 gennaio 2004 dell'informativa del Rono dei Carabinieri depositata in quel giorno. Questo al fine di fargli riconoscere i luoghi di cui ha parlato. Ci sono osservazioni su questa produzione? Avvocato Monaco, possiamo esibirlo questo? Sì. Allora prego, se il carabiniere o qualcuno lo può portare, grazie. Sì, signor Presidente, io riconosco qui la cava incontrata al Rabottone di proprietà di Salvatore Buttitta e le strade, una delle strade adesso se sono queste bianche comunque sono asfaltate, non so se sono queste evidenziate in giallo, comunque sono asfaltate, non so se da qui si distinguono buono, sono state tutte asfaltate con cunette, diversi chilometri. Comunque la zona è questa qua, sì, il Rabottone. Benissimo, Presidente, noi abbiamo terminato l'esame, naturalmente questa foto che è l'originale chiediamo che venga allegata al verbale e utilizzata come documento. Se non ci sono controindicazioni la lascio al cancelliere. Ci sono opposizioni su questa produzione? Nessuna, allora il Tribunale ammette la produzione, grazie. Ci sono domande dalla parte civile? Presidente. Signora Barbera, buongiorno, sono l'avvocato Amato. Le volevo chiedere, rispetto a questa impresa che ha realizzato questi lavori, lei capì che la stessa fosse in qualche maniera raccomandata? C'è opposizione, Presidente. Sulla base di quale... Fino a questo momento non ne abbiamo parlato di questo aspetto, avvocato. E allora? Se può riformulare sì, la riformulo senz'altro. Dico, questa impresa che ha svolto questi lavori, le risulta che abbia pagato il pizzo? A me personalmente no. Era normale se si effettuavano lavori in quella zona che si pagasse il pizzo? Assolutamente sì. Se questa ditta avesse pagato il pizzo lei sarebbe venuto a saperlo? Penso di sì, infatti era una situazione anomala perché siccome mi premeva il fatto che continuavo a dire a chi di dovere, nel caso di Giovanni Brusca che era capomandamento, che c'erano questi mezzi che erano liberamente lasciati lì e tranquillamente stavano lavorando e anche lui prendeva tempo, quindi siccome facevo parte di Cosa Nostra capivo anche la risposta da parte di Brusca. Ecco, questo mi interessa capire, la risposta da parte di Brusca in che termini fu e che cosa lei capì da questa risposta? Io capii la prima volta che intanto mi disse di non toccare niente, quindi di informarsi, tanto dice il lavoro lungo, poi consecutivamente passava il tempo, mi ha detto di farli lavorare tranquillamente, infatti io qualsiasi cosa succedeva lo tenevo al corrente, ho detto guarda mi hanno chiesto di lavorare un camion, ma non in qualità perché facevo parte di Cosa Nostra, c'era Totò Buttitta che faceva da tramite, sapeva insomma chi ero io e quindi mi ha fatto lavorare, però da quello che diceva Giovanni Brusca da un primo momento, da un secondo tempo di lasciarli lavorare come se erano insomma
o raccomandati o di lasciarli tranquilli, insomma, di non fare danni, mentre contrariamente a altre imprese, anzi proprio lì sul posto, come un impresario che era di Belmonte Mezzagno, gli abbiamo distrutto l'impianto caccia e struzzo proprio lì vicino a fianco alla cava Buttitta, quindi, e questo non pagava, quindi a questo gli sono fatti diversi miliardi di danni. Ho capito, va bene, grazie.